Appuntamento meteo di martedì 12 maggio. Trasla verso i Balcani, il sistema depressionario responsabile dell'ultimo peggioramento. Le conseguenze sono la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali che garantiranno sul nord-ovest condizioni di stabilità per 24 ore e una momentanea diminuzione dei tassi di umidità. Oggi sulla Liguria cieli sereni o poco nuvolosi sul settore centrale per l'intero periodo con tassi di umidità in calo, localmente inferiore al 30%, nuvolosità residua sullo spezzino in assenza di fenomeni associati, graduale diradamento entro pranzo. La nuvolosità sarà in aumento a partire dal tardo pomeriggio. I venti saranno moderati o forti sul settore centrale dai quadranti settentrionali, deboli o al più moderati di ribeccio sugli estremi regionali. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Mare molto mosso, agitato tra la nottata e la prima mattinata con onda lunga di ribeccio a levante, scaduta pomeridiana a partire da centro-ponente con mari al più mossi entro sera su tutti i settori. Le temperature minime in leggera diminuzione sul centro-ponente, massime in generale aumento sia sulla costa sia nelle aree interne. Previsioni per la giornata di mercoledì 13 maggio. Nuvolosità in aumento già dalla nottata con precipitazioni anche a sfondo temporalesco sullo spezzino in mattinata, possibili deboli piovaschi intermittenti anche sul genovese centro-orientale entro mezzogiorno, scarse possibilità di precipitazioni a ponente con possibili schiarite sui versanti padani localmente in costa nel corso del pomeriggio. I venti saranno in mattinata deboli o moderati in rotazione ciclonica, generalmente da est sulle coste di ponente e da est-sud-est sul centro levante. Il mare stirato sotto costa, poco mosso al largo, a ponente generalmente mossi sui settori centro di levante. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione sul centro levante costiero, specie nei valori massimi.